Gentili telespettatori, buongiorno. A mente fredda torniamo ad analizzare e a discutere ciò che è successo ieri in Parlamento, in particolare al Senato. Sicuramente è stata una giornata storica, ma in che senso? Ha trionfato la politica o ha trionfato il varietà, il burlesque? Perché Berlusconi che vota a favore di un governo che ha come scopo dichiarato quello di renderlo superfluo, cioè di eliminarlo dalla scena politica, e Berlusconi vota a favore. Poi per un paio d'anni, per carità, avremo un governo stabile, ma oltre ad essere stabile riuscirà anche a combinare qualcosa, cioè a varare riforme significative, oppure continuerà a vivacchiare, come purtroppo è successo in questi primi 5 mesi del governo Letta. Dai, ne parliamo, dateci il vostro giudizio, le vostre valutazioni, rivedremo anche la scena in cui Berlusconi annuncia il voto a favore e Letta dice grande, grande, perché credo che sia la scena simbolo della giornata di ieri. Bene, i nostri ospiti, cominciando da Gianluca Busato, che ha una nuova sigla, Comitato Plebiscito 2013, insomma è a favore del referendum per l'indipendenza del Veneto. Buongiorno Busato. Allora dai, insomma, che giudizio diamo? Ha trionfato la politica, abbiamo un governo stabile, capace di affrontare i temi drammatici che ci sono nel nostro paese, oppure no, insomma, oppure noi ci siamo permessi, insomma, di travestirli un po' da pagliacci, i protagonisti di ieri. Vedete, Alfano, Berlusconi, Letta. Ma lei cosa dice, Busato? Beh, adesso, come indipendentista veneto, voglio citare un detto napoletano, no? Nel senso che per una settimana a Napoli si dice facciamo a Muin, no? Questi qui hanno fatto di tutto, si sono visti minacce di voti contrari al governo, riposizionamenti e alla fine ci ritroviamo con un governo con la stessa maggioranza di prima. L'unica cosa che è cambiata effettivamente è che è aumentata l'IVA dell'1%, per cui alla fin fine io propendo per il varietà per non far vedere ai cittadini che di fatto non c'erano le condizioni per tenere l'IVA al 21%. L'obiettivo politico di alzare l'IVA senza far arrabbiare i cittadini più di tanto è stato ottenuto. Ecco, però mi permetto di dire che non è la stessa maggioranza, perché nella maggioranza precedente Berlusconi era determinante, oggi è aggiuntivo, è superfluo, perché di fatto la maggioranza c'è anche con i diversamente berlusconiani di Alfano, senza più bisogno di Berlusconi. Ma questo rientra nel trasformismo. Questo è un dato di fatto, no? Tant'è che lo stesso Letta ha voluto ribadire, guardate che oggi c'è una maggioranza diversa, nel senso che Berlusconi è superfluo. Gentili telespettatori, allora direi, se la regia è pronta, questi 20 secondi che, insomma, che immortalano in qualche modo la giornata di ieri, cioè Berlusconi che fa la sua dichiarazione a sorpresa di voto a favore dell'ordine del giorno Grandi, appunto, e Enrico Letta che insomma sembra apprezzare molto, ma guardatelo, perché non è con ironia, è con convinzione che Letta dice è grande questo che sa rovesciare le cose all'ultimo momento. Prego, vediamo. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Ecco, è chiarissimo, insomma, no, il labiale di Enrico Letta. Ma Busato, secondo lei lo dice con convinzione o sta scherzando? Devo dire che secondo me ha interpretato il classico esempio di politico italiano che interpreta il trasformismo di De Pretis
che costituisce una delle arti della politica italiana, purtroppo delle arti che rendono la situazione grave ma non seria, per fare un'altra citazione. Devo dire che alla fine quindi è veramente un varietà. Quando si parla di teatrino della politica, queste espressioni, queste situazioni paradossali che comunque non si capiscono a casa, non si capiscono se non proprio tra gli addetti ai lavori, sono un qualcosa che danno uno specchio veramente triste della situazione della politica. Dico triste perché comunque non è che permettano poi di andare a risolvere i problemi, permettono di tirare a campare, permettono, come dicevo prima, di portare avanti delle politiche che sono delle politiche anche eterodirette probabilmente, no? Si fa spesso riferimento al fatto che la situazione politica in Italia gode di una supplenza da parte per esempio della BCE o di altri poteri che, vista l'assoluta incapacità di questo Paese di far fronte alla situazione, ha dei supplenti. Allora, ma guardate che questo, però, per carità, leggevo, mi scusi, però è più complessa, dopo magari volevo... Però adesso cerchiamo di capirci. Oggi un lettore scrive a Sergio Romano sul Corriere, ricordando che non è questione di Alitalia o Telecom, dice è da decine d'anni che le grandi industrie vanno tutte via da questo paese, no? È un problema enorme, e chiede a Sergio Romano di dire qual è la ragione per cui abbiamo avuto questo impoverimento del tessuto produttivo, che non si può pensare di vivere solo di piccole e medie aziende, anche se sono importanti. Sentite cosa scrive, cosa risponde Sergio Romano. Penso anche e soprattutto al modo in cui legislatori, sindacati e magistrati hanno imprigionato le imprese in una rete di norme e sentenze che ne tarpavano le ali. Hanno imprigionato, e dice che il vero problema è la cultura anticapitalista che c'è in questo paese, per cui l'imprenditore è considerato uno sfruttatore, per cui più lo incastri, più gli rendi difficile svolgere il suo compito, meglio è perché tuteli i lavoratori dallo sfruttamento. Ne usciamo fuori da queste situazioni qui. Cioè qui bisognerebbe, se ha ragione Sergio Romano, riuscire a rivedere la rete di norme e sentenze che tarpano le ali alle imprese e che sono state... credo sia uno sforzo, perché se no dire che bisogna rilanciare lo sviluppo, siamo tutti d'accordo, credo sia uno sforzo sovrumano che sia ben superiore alla capacità del quadro politico italiano di risolverlo, perché io mi ricordo per esempio una Thatcher quando ha preso mano alle riforme del suo paese a fine anni 70 e inizio anni 80 e non ha fatto concertazione, non ha fatto accordi con i sindacati. No, la Thatcher ha fatto le sue riforme, ha fatto le sue cose, ma qui chi è in grado di fare questo? Ma anche con queste stragi serve qualcosa a dire basta con queste stragi, sono orribili, non devono più accadere, se non cambi strutturalmente le cose. Le stragi dei barconi, di questi che vengono con tutti i mezzi in maniera disperata, continueranno sempre. L'Italia è la stessa cosa, non basta dire ci vuole la ripresa, bisogna uscire dalla recessione, dobbiamo creare posti di lavoro. Ma cosa fai perché tutto questo avvenga? È impressionante l'elenco della strage di grandi aziende che fa oggi Sergio Romano. Ricorda, Telecom e Alitalia, dice, sono scomparse l'Olivetti, la Montecatini, la Montedison, la Falck, la Breda, l'Ignis, Indesit, Rex, Candy, Farmitalia, la Carlo Erba, la Lepetit, che erano, dice, diffuse. Non c'è più traccia nel nostro più paese quella acquistata dagli stranieri, di tutte queste grandi, tutte comprate dagli stranieri, no? Tutte, allora questo sarà, ma ripeto, come lo affronti questo problema? Perché anche Sergio Romano, lui fa il giornalista che fa, elenca. Allora siamo d'accordo che fa parte del varietà anche raccontare che la stabilità risolve i problemi, non è la stabilità che risolve i problemi, sono le capacità di fare le riforme, ci siamo su questo. Una telefonata, poi riprendiamo a discutere con i nostri ospiti. Prego, chi c'è in attesa. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Il suo nome da dove chiama? Alessandro Zerminato da Pago di Verona. Prego Alessandro, ci dica. Allora, di solito no, i vari governi attendevano qualche mese dall'annuncio liberale
che si faceva al relativo poi aumento delle tasse, no? Sì. Questa volta l'aumento delle tasse è scattato proprio in contemporanea con l'annuncio di Letta che farà riforme liberali, no? Che taglierà le tasse, si è detto anche Quindi, questo. ci lascia in una condizione strana, no? Che è quella di essere tassati e anche presi in giro. Diciamo che nel Veneto hanno già votato, no, per appoggiare un percorso referendario di indipendenza 100 comuni, no? E come fa la politica, anche i mass media, come fanno a non tenerne conto? Cioè, è vero che la politica seleziona i peggiori, no? Basta vedere gli televisivi a volte. Però c'è il popolo, qui c'è il popolo veneto che vuole la libertà. Vabbè. Ok, speriamo che intanto il popolo veneto cominci a dare, che so, non dico tanto, ma almeno il 5% a indipendenza veneta piuttosto che, no? Vabbè, grazie comunque. Va bene, Pirner. Ok, dai. No, perché sa, ci vuole anche una spinta popolare vera, perché sennò è difficile anche con un referendum ottenere. Però i comuni, 100 comuni sono tanti. Ma perché sanno che non conta niente, allora votano tutti. Non se domani diventasse pregnante il voto dei comuni, vedi che ci ripensano, c'hanno uno che gli rompe. E come facciamo? Sì, va bene, dai, votiamo Intanto comunque è un fatto. Ok, dai. È un fatto che è avvenuto ieri contemporaneamente a quello del governo. Ripeto, il fatto è quando il Partito Nazionale Scozzese prende la maggioranza in Scozia. Tra l'altro verranno qui proprio il Partito Nazionale Scozzese a Venezia il 26 ottobre. Ecco, ma quando il Corriere della Sera scrive così, il più autorevole giornalone del nostro paese, ora il governo è più forte. Sta prendendoci in giro, sta dando una No, è vero, ragione. il governo è più forte, ma non è vero che voglia fare le riforme. Non che voglia, Il governo è una questione di volontà politica. Allora, un conto è dirlo e un conto è farlo. Se tu non lo fai vuol dire che non hai la volontà politica, e non può esserci la volontà politica, perché comunque questi signori sono stati eletti, più che loro, sono stati nominati per conto di partiti che hanno preso i voti sulla scorta di promesse, voto di scambio, assistenzialismo e di alimentazione di un paese che non sta più in piedi, per cui è impossibile che questo sistema politico si autoriformi. È come chiedere al re che si tagli la testa da solo. No, ma il re non si taglierà mai la testa da solo, sarà sempre il popolo casomai che va a tagliare la testa al re. In questo caso noi non ci troviamo di fronte a un livello politico, a una classe politica che pur forte abbia la volontà di fare delle riforme. Ci troviamo di fronte a una classe politica, un governo che è forte per tirare a campare, per spremerci di tasse. Io non so. Telefonata anche a Bruscia ha sollevato una questione, ma siamo davvero sicuri che Letta goda di questo credito presso la Merkel, presso gli altri? Non è che pensano, ma questo c'è il ventriloquo di Napolitano? Certo, ma è c'è il ventriloquo di Napolitano, questo è solo... Ma io credo che a livello internazionale non ci siano dubbi sul fatto che l'Italia aveva perso tutto il suo prestigio, anzi io penso che molti sempre di più nel mondo pensino che questo sia un paese che è sopravvissuto a se stesso e tant'è vero che da questo punto di vista quello che sta avvenendo a livello internazionale, per esempio in Catalogna, in Scozia, e che sta avvenendo anche in Veneto, perché ripeto, ieri il 100° comune che approva questa cosa è un fatto politico che di fronte al teatro e al varietà che si è registrato a Roma ha dimostrato un esempio invece di serietà istituzionale che parte dal basso, da un comune che è indice, che è un'istituzione che rappresenta la sovranità popolare. No, non è che tiro acqua al mio mulino, io dico solo che l'unica speranza veramente per tutta l'Italia di cambiamento viene probabilmente dalla fine di questo sistema vuole politico. Che parliamo di questo, ma non è un teatrino anche questa storia del Consiglio regionale che non ha coraggio di dire sì o no al referendum? Sì, sono d'accordo. Allora è un esempio, pienamente d'accordo, infatti dovrebbe... Non ha neanche il coraggio di dire sì o no a un referendum consultivo. Guardi, approvo pienamente quello che dice, direttore. No, insomma, è un ennesimo esempio, prego.